Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha lasciato tutti i tifosi innamorati del nostro amato. Napoli massima allerta! Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul Club del Cuore, portando sempre le informazioni più recenti e rilevanti direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è tenerti informato su tutto ciò che può cambiare il futuro della squadra. Quindi approfittane subito per lasciare un like al video e iscriverti al canale, perché ci sono tante novità in arrivo. Il clima all'interno del Napoli è di pura aspettativa, e fonti vicine garantiscono che qualcosa di grandioso sta già venendo preparato in silenzio. Un movimento che promette di influenzare profondamente il corso della stagione e di riaccendere la speranza dei tifosi azzurri. Quello che sta per accadere va ben oltre ciò che molti immaginano e potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il nostro club. E ora l'attenzione si sposta su una possibile guerra di mercato. Secondo le informazioni del giornalista Niccolò Ceccarini, l'Inter è alla ricerca di alcuni nomi per rinforzare la propria porta, visto che l'addio di Sommer sembra sempre più vicino. Tra i giocatori valutati dai nerazzurri ci sono Caprile e anche Alex Meret, portiere del Napoli che ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2027. Nonostante l'estensione contrattuale, l'Inter continua a monitorare la situazione con grande attenzione. Lo scenario potrebbe cambiare rapidamente a causa di Milinković-Savić, il cui futuro influisce direttamente anche sul mercato dei portieri di Serie A. Qualora l'operazione si concretizzasse, l'Inter potrebbe intensificare la propria offensiva e tentare di convincere Meret a lasciare Napoli. La verità è che l'estremo difensore azzurro ha ancora un'intera stagione per dimostrare, sotto la guida di Antonio Conte, di poter rimanere un elemento chiave del progetto di Aurelio De Laurentiis. La dirigenza del Napoli, dal canto suo, rimane ferma sull'idea di trattenere Meret, ma sa bene che il mercato è imprevedibile, soprattutto quando coinvolge club rivali diretti come l'Inter. Il prossimo semestre, quindi, sarà decisivo non solo per i risultati sul campo, ma anche per il futuro del portiere e dello stesso club nello scenario europeo. E tu, tifoso del Napoli, credi che Alex Meret debba restare il padrone della porta azzurra o sarebbe il momento giusto per cercare una nuova soluzione? Lascia la tua opinione nei commenti e manda subito un super thanks per rafforzare ancora di più la nostra comunità innamorata del Napoli.